Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, la pillola di stasera potrebbe intitolarsi Inclusione al contrario, perché siamo qui a rendicontarvi un caso spettacolare di resa culturale definitiva, di capovolgimento dei paletti minimi del nostro mondo, di quello che pensavamo essere ancora il nostro mondo, insomma, di sottomissione all'altro, dove l'altro ovviamente è sempre l'islamico. Non è polemica, è cronaca. Questa cronaca arriva da un luogo non banale per la civiltà occidentale, dal palazzo di Westminster, dove hanno sede i due rami del Parlamento inglese, la Camera dei Lord e la Camera dei Rappresentanti, un luogo simbolico per quella cultura che ha costruito l'alfabeto della libertà dei moderni, che ci ha dato la Magna Carta Libertatum, che ha costruito il concetto di habeas corpus, che ha messo per primo dei paletti invalicabili dal potere sovrano perché presidiati dal diritto dell'individuo, che poi con la riflessione del liberalismo di John Locke ha proprio fondato alcuni diritti individuali che ontologicamente precedono lo Stato. Insomma, nel cuore della civiltà anglosassone è stato consegnato, come ogni anno, il premio British Citizen Award. È stato consegnato a una donna, la signora Khadija Patel, fondatrice del Crimmins Girls Youth Club, organizzazione impegnata a sostenere l'emancipazione femminile. Si legge tra l'altro nelle motivazioni: attraverso lo sport ha abbattuto barriere culturali, promosso l'uguaglianza e rafforzato la coesione della comunità. Sì, bisogna intendersi di quale comunità, con quali valori e pratiche quotidiane di riferimento, perché Katia Patel è una giovane musulmana di Bolton, sobborgo della grande Manchester, e si è presentata a ricevere il premio, e questa è la stortura, lo strappo proprio nel cielo della civiltà anglosassone liberale, indossando un niqab, cioè un velo integrale che fa vedere a malapena gli occhi, che per il resto sequestra la figura della donna dentro una prigione, insomma una delle versioni più oltranziste, più coprenti, più mortificanti per il corpo, la libertà e l'autodeterminazione delle donne del velo islamico, tant'è che il niqab è spesso associato alla corrente del wahhabismo, la corrente ultrafondamentalista che ha intrecciata con la storia anche politica dell'Arabia Saudita e con delle correnti più integraliste dell'Islam sunnita. Quindi il premio per l'inclusione è stato consegnato a Westminster a questa donna in niqab, che con la motivazione che ha fatto tanto per l'emancipazione della comunità. E tra l'altro si sottolinea che la sua organizzazione è impegnata a sostenere l'emancipazione delle giovani donne. E allora bisogna intendersi sul concetto di emancipazione, perché ormai siamo alla neolingua, ormai siamo all'utilizzo delle parole scisso dal loro significato storico, stratificato, condiviso e condivisibile. Non abbiamo niente contro questa signora, ma abbiamo tantissimo contro una scena che è la rappresentazione di un suicidio culturale, perché se quello è un premio all'inclusione, va inteso nel suo senso. Quindi queste pratiche di vita, questi valori che stanno dietro al niqab, stanno includendo le nostre società occidentali, la nostra storia occidentale, sì, la nostra diversità occidentale, anche nel luogo per eccellenza espressione e generatore di quella diversità come il palazzo di Westminster. È la scena del suicidio che noi dobbiamo al politicamente corretto, per cui questa ideologia ormai non si fa neanche scrupolo del suo apparire grottesca o smaccatamente comica se la guardassimo per un attimo da fuori, ma essendo parte di questo suicidio culturale è tragica. Quello per cui si consegna un premio per l'inclusione e l'emancipazione femminile a una donna in niqab. Cronache dal tramonto. Grazie a tutti, a domattina.